Siamo tornati live, intanto per il commento il Lanza e blocca subito la partita al minuto 3 di gioco, 1-0 Piotto. La rete quindi da parte delle Piotto Futsal con Roberto Lanza che fa 1-0, il suo mister Gentile è costretto ad inseguire. Scambia con Cronici, uno di testa prova a portarselo avanti ma non riesce. Alongi col tacco scivola con la seconda di braccio e infatti è tocco irregolare da parte dell'ex rosanero. Nel frattempo si è alzato dalla panchina Alisu Gianni, potrebbe fare quindi il suo ingresso in campo e anche esordio. Sì, non avete sentito male, esordio, perché al momento in cui queste 6 partite il calciatore in maglia numero 8, uno degli artefici della promozione, non era ancora sceso in campo per infortunio, adesso però è tornato, dunque una risorsa in più per mister Gentile. Chinici, Franco, Alongi sbuscia bene, poi subisce fallo, chiede scusa qui Nazareno Franco, calcio di punizione dopo 4 minuti, risultato, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, è di 1-0 per il Piotto Futsal, poderti sbloccata da Roberto Lanza, che non se n'è fatto dire 2 volte, in precedenza aveva calciato anche bene ma fuori, questa volta invece col piattone è stato perfetto. Lanza Di Simone sfida la Fiura, la fuori, buono qui il lavoro difensivo da parte di Vito La Fiura, lui che era presente, possiamo anche dire in maniera attiva, nella sfida vinta contro il Pioppo, l'unica vinta del rosanero, con ben 6 reti anche in quel giorno, tra i quali c'era Cosimo Maggio. Di Simone avanza con la suola, molto bene, cerca la porta, deviazione, calcio d'angolo, tra spazio per occasioni giallo-verdi, Pioppo che prova con Alongi, deviazione, palla in calcio d'angolo, continua a attaccare la squadra padrona di casa oggi al Don Bosco. Come tutte le partite interne, così come lo scorso anno, nel frattempo l'altra parte è pronto a entrare Umberto Voltaggio che torna dopo una lunga squalifica di un anno. Di Simone prestigio la seconda bellissima da 2-0 con il gol da parte di Simone, la magia assoluta di Trepessi Giacomo. Forse sta mancando la testa oggi alla squadra di mister Gentile, perché il risultato è di 2-0 dopo 6 minuti e 36. Non è mai successo in questo campionato che le rosanero fossero in svantaggio in questo modo, forse dal punto di vista non del risultato che non è mai successo, però dal punto di vista del gioco espresso, perché ovviamente non hanno attaccato. Lanza 2 contro 1, c'è Presti Giacomo, Lanza secondo palo, Franco scivola. Di Simone, l'ho preparata benissimo ragazzi di mister Gentile. Di Simone, guarda la rete! E Patrizio 3-0, di forse poi poteva fare di più. Questo mister Gentile deve cambiare qualcosa dentro, infatti Pisani per la Fiura, dentro Gennaro per Franco, meglio Pisani per Franco, Gennaro per la Fiura, 3 tiri, 3 gol, veramente forse un regalo di compleanno molto brutto per il direttore sportivo Giorgio Buffa che compie gli anni. Fiorentino, bene Voltaggio, forse c'è fallo, forse no. Scelta di non sanzionare l'intervento di Voltaggio, nonostante Fiorentino sia rimasto a terra, dunque cambio quindi per il Pioppo con Alongi per Voltaggio. 3-0, risultato incredibile, ciò che sta succedendo oggi a Padova Mosca.
Tempo rimasto giù Fiorentino, ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 27, molto volante, 21, devo scusare. Vediamo se i cambi di Mister Gentile potranno dare quella linfa che tanto si ricerca. Adesso però il tempo ha una situazione sicuramente di vantaggio e anche ben ampia, perché 3 reti sono veramente tante. Prestigio, come gioco di prestigio. Si torna dietro. Da Fiorentino, non lo salta, poi lancia. Voltaggio, sempre palla incollata sulla sola giropalla del proprio futsal e deve fare questo. Poi Chinnici si strattona con le prestigio ed è fallo del 10. Giallo verde. Sono 2 falli del blocco, uno quello di Rosanero. Chinnici. Cerca con Gennaro, Pisani avanza, si complica tanto la vita. E c'è fallo piuttosto netto di voltaggio, calcio di punizione, fallo su Antonio Pisani, terzo fallo dopo quello realizzato dalla squadra di casa. Piotto Futsal contro Palermo Futsal Club che apre sfide su sfide. Al momento a davvero meglio il Piotto con bene 2 vittorie, poi una vittoria ed un pareggio. Si trattava però sempre del campo di Serie D, non soltanto, anche Coppa. Poi terminata con la vittoria della squadra giallo-verde. C'è una grande stagione, Pisani cerca la porta, palla che rimane lì, dopo il tocco di Chinnici, poi da fuori con rimessa. Devo continuare ad arrivare anche altra gente. Oggi è veramente una porzione di pubblico incredibile per una sfida di Serie C2. Ma lo dicevamo, in una gara di queste categorie è ovviamente ben altro. Dunque rimessa tra si perde ancora un po' di tempo, ma è normale, bisogna anche un po' giocare con il cronometro, palla subito a cercare questi Giacomo, però un altro cambio dentro Sujan nel frattempo. Ancora che non è torna in gioco. Adesso chiaramente il Piocco gioca un po' con il cronometro, fa bene, il risultato sorride, 3-0. Fiorentino. Un voltaggio passa in un primo istante, non nel secondo, poi Roletta. Simone invece non lo è, invece sì, perché lo strattona Fiorentino dice di no, ma il signor Mancuso è molto sicuro dei suoi mezzi e dice calcio di punizione, minuto 12 di gioco, 3-0 risultato fuori Fiorentino, dentro di Sujan. Maggio per Prestigiaco con gran lavoro, poi Sujan subito a toccare il pallone, però lo tocca in maniera errata, in quanto è rimessa laterale con voltaggio ancora una volta. Sicuramente non fa il massimo per accelerare i tempi. Messo anche di Lucchese nel frattempo, di Simone, che è stato al posto di Lanza. Presti Giacomo sfodera voltaggio che prova rimboccata, sicuramente un po' di braccio, non da parte, non per il direttore di gara, indica invece un calcio d'angolo, quindi per il Pioppo Futsal. Simone ancora! Che veramente faglia a 4-0, ma i rosanero oggi non sono entrati in campo. Si riparte dunque con il risultato di
incredibile. Ricordiamo che oggi si affrontano la prima e la seconda della classe, ma per quello che stiamo vedendo non sembrerebbe. Su Gianni in anticipo. Pisani. Chinnici. Imbucata per Gennaro, ma giù la servizio. Vediamo chi batte, perché Pisani potrebbe essere una soluzione abbastanza valida. Un tiro da lì. C'è Chinnici largo, così come Gennaro. C'è tanta delusione in casa rosanero e possiamo dire di essere d'accordo con mister Gentile, perché la squadra del Palermo Futsal Club non ha interpretato bene la gara. Mi sa uno schema per Chinnici, la leva da sotto l'incrocio a Cosimo Maggio, calcio d'angolo. Su Gianni per Chinnici, circa la conclusione, allontana prestiggiato, ma cercare la velocità di voltaggio. Uno, due, calcio scivolata con grande intervento, però di Tonano ha detto che c'è pallone fuori. E time out anche per la squadra di casa, che probabilmente vuole anche un attimo aggiustarsi e forse tenere ancora di più botta in difesa per non concedere nulla. Nel frattempo mister Gentile, per un eufemismo, è molto arrabbiato, ma credo che arrabbiato sia un termine un po' troppo approssimativo. Si è dato al momento di 4-0, una festa piotto. Sta ampiamente meritando questo successo. Ma tempo nessun cambio, né dalla parte né dall'altra. Aiuto tutti! Dici col petto, esce Di Simone, ancora una volta lo scontro con le Lucchese, però c'è il fallo, e dunque quinto fallo da parte del Piombo. Adesso però bisogna di sfruttarlo, squadra rosanero, non è facile, deve comunque provarci. C'è ancora una partita intera da giocare, non bisogna mai demordere, e questo è quello che probabilmente mi sta Gentile va comunicato ai suoi ragazzi su Sean. Finta sull'Occhese, non passa, anche l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale per il Pioppo Futsal che batte rapidamente con voltaggio, la tocca Pisani. Di Simone scambia con Lucchese, bene qui, poi se la porta avanti Di Simone, apparecchia per Prestiggiacomo che si divora la manita. Faglia, va lunghissimo, un po' troppo anche, però non può arrivare. È rientrato nel frattempo Alongi, Lucchese per Alongi, gioca benissimo il tempo e poi non cerca il compagno di secondo palo, ma buona azione personale, sbaglia qui Alongi, e poteva sentire Prestiggiacomo praticamente solo. Gennaro si gira, vuole un calcio inizio, non viene ravvisato, poi Chinnici gioca bene Gennaro per Pisani, si calcia, Pisani ci prova, si è invitato dal pubblico, ma non è andato bene, e Gennaro tiene il pallone, batte poi Pisani, e questo è Maggio che spinge, benissimo. Mancano 12 minuti, la Pisani sbaglia il calcio d'angolo. Una confusione incredibile che ha fatto con le Don Bosco, con le tifoserie di entrambe le formazioni.
è già la quarta volta, due per parte, molto fisicale Zigarre. Che poi sta verso Chimici. Franco di questo di Pisani sfida Alongi, va giù, ma non c'è nulla. Sarà quindi rimessa con l'ex di turno Nazareno Franco per le grandi stagioni al Piotto, promozione, vittoria da Coppa Trinatria. Vedevo dentro anche Majorana, uno dei giovani e delle belle speranze. Si riscalda invece dall'altra parte Nicchia. Anche lui un giovane molto spigliato. Ha fatto già 3 gol e un assist. Voltaggio, contrasta bene su Gennaro. Alongi mette un po' in difficoltà Majorana, riesce non a sfuggire dalla marcatura. Fuori dalla pressione su Gian. Con il mancino si interessa. Lo dice anche l'errore, però la rimessa come giallo-verde, rosa-nero. Suciò mette dentro, così omaggio ringrazia e blocca. Tutte le forze ci sta per Lanza con il contatto che concede il cambio a chi si muove prima che va a farsi Gennaro adesso è preso Chimici lo fa cenno a Gennaro. Fischio va Gennaro così omaggio quindi corner sbaglia Franco poi voltaggio lontano delle Lanza poi una bruttissima pallonata si rimane in campo una pallona verificante sul fatto danza e infatti va direttamente da Faia per i 5 gol subiti. Su alcuni poteva avere sicuramente qualcosa in più. Nicchia
Marco a centrale, Ciolino. Fuori Gennaro, dentro Capitano, la Fiore, lui che sa come segnare così omaggio, sa come segnare Pioppo, lui che è l'eroe di quella sui canali del Palermo Futsal Club con 6 gol di Vito La Fiore che quel giorno diventò per la prima volta La Fiore, adesso Vito, così omaggio. Passetti, palla Fiora, prende così l'uomo in Maiorana per lungoggiamente dentro invece con la porta e Franco non fa il fallo questa volta, ancora Franco è giusto per fischiare il torneo europeo, avete cambiato idea però qui forse ci possiamo anche un attimo sbilanciare, ci sono il fallo. Qui probabilmente ci stava un fallo perché Franco è caduto a terra ma sembrava ampiamente spinto, ti teneva quasi messo il biscotto in bocca. Ci fidiamo chiaramente perché qualcosina forse per rivedere. C'è un attacco per chi dice per il Piero Giorgino, poi Vivarelli, un assist per Gennaro, palla che rimane lì con la porta. È veramente molto difficile. Torna in campo di Simone Ciolino, col mancino cerca i compagni, non trova però nessuno per Gennaro dopo un tiro libero sbagliato. Forse nella prima sparatura della difesa giallo-verde sarà praticamente perfetta. Poi di Simone cerca le tecniche su Vivarelli, il gioco che però non funziona, quindi pallone fuori. Si ricade in campo con 15, mancano 4 più, almeno uno da recuperare per il tiro, per il time out. Gennaro, Vivarelli, 15. All'imbucata su Gennaro, Gennaro fa un grande lavoro, allontana, avanza più lontano che può. Vivarelli, prova l'invocata ma sbaglia, poi Ganci si pizzicano un po' Vivarelli e Ganci per Mancino, buona qui l'occasione da parte dell'esperto numero 9 che non ha trovato il gol, però gioca molto molto bene. Vivarelli, Nicchia, non è riuscito ad incidere, poi almeno come il dribbling su Di Simone che però è un assoluto oggi ovviamente anche viene in campo di questa sfida, è impeccabile per il 4 che oggi sarà veramente preparato molto bene. Nicchia, Ciolino fallo, probabilmente ci stava maggiormente quello di Franco piuttosto che quello di Ciolino, possiamo sbilanciarci un altro pochettino. O forse di Vivarelli, e qui la personalità del numero 7 che nonostante la carta in carica soltanto 2001 mi accanto da venderlo con Vivarelli, ma con Mancino ne ho già parlati due così omaggio, lui è un esperto nelle seconde mentalità. Vivarelli così omaggio, cosa ha preso ancora? Adesso sarà quindi calcio d'angolo, Asino chiuso. Non ho capito perché abbia battuto il piatto, se no è abbastanza evidente che se cadono a questo punto, l'unica cosa che può ipotizzare. 15 avanza con il sinistro, trova Vivarelli, fugge poi 15, cioè non mette il piede. Gennaro fa un buon lavoro ma
lo fa meglio sicuramente di Simone, che non lo fa girare, ma anche Cialino che le aiuta nel doppio, dovuto 28 di gioco, 6-1 per chi si fosse sentito in questo istante, prima contro seconda, però oggi forse non si sta vedendo. Chinnici sulla pressione di Ganci, Gennaro cerca il letto verso in mezzo, ma tocca ancora una volta un super di Simone. Calcio d'angolo, 5 gol, se parlano le due formazioni, bisognerebbe trovarne forse uno adesso per provare l'arretraggio alla fine. Ganci, Chinnici, Vivarelli, pressione di Lanza, potuto nicchia, palla che non arriva, Chinnici mette lui una pezza. Palermo che non ha sfruttato i 3 tiri liberi che sono passi davanti, e quando non segni tiri liberi probabilmente qualcosa non sta funzionando quest'oggi. Chinnici, però il pallone non era sulla linea. Questa è la quinta volta che succede questo tipo di giocata, 3 volte dello Severo, adesso 3-3. Poi va bene così, però bisognava recuperare un minuto in quanto c'è stato un time out, quindi in realtà bisognava giocare fino alle 31. Non per i direttori che quindi fa andare le due squadre all'intervallo sul risultato incredibile di 6-1. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché qui il secondo tempo della sfida. A dopo! La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare, e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, e abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo il 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo, a prescindere dal modo di partenza, non cambiano. Quindi devo dire, bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza, in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta, ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino. Speriamo non sia nulla di grave, perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere, ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, dopo non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi, ripeto, sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure, e appena rientrano saremo ancora più forti, quindi
lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se, perché dalla mia panchina, se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno. Però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico, con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle insieme al Gela, Atletico Palermo, lo stesso Sciacca, una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo.
Siamo tornati live quindi per commentare questo secondo tempo, secondo risultato. Adesso scorre anche il cronometro. Dicevamo il quintetto adesso divisa gentile quello con Fiorentino, Perelli, Faia, Minchia e Lopez. Niente Nazzura, niente Gennaro, niente dei titolarissimi assoluti. Adesso piccola rivoluzione per cercare di salvare la faccia o magari cercare forse di riguardare tutto. Ganci, sbaglia il passaggio. Sono ancora 30 minuti di gioco. Vivarelli, Nicchia, Fiorentino, lui è l'uomo forse più esperto sicuramente, ma anche quello che può dare quel pizzico di pepe in più. Quest'oggi non ha giocato molto nel primo tempo. Rientra Fiorentino, va giù per la giocata, fallo piuttosto netto di voltaggio, dice di no. Credo sia abbastanza inutile protestare. Che giallo per voltaggio. Fallo abbastanza netto. Che andrà a battere, Fiorentino è un po' dolorante anche nel braccio. Montaggio sta guardando Vivarelli, forse il pallone potrebbe andare sul 7, vediamo. Poi parlano Lopez e Nicchia. Fiorentino, uno schema per Vivarelli che calcia, prende però De Simone, poi Fiorentino prova a prendere il tackle ma non riesce, palla lunga, Vivarelli chiude molto bene, e Mancino scambia, Vicca 1-2, Voltaggio chiude molto bene, ma grande idea da parte dei due giovani, poi Lanza avanza con tocchettini, si ferma, sterzata, può calciare, vediamo che fa adesso, non trova deviazioni di Ganci e dunque palla fuori. Vivarelli da Voltaggio va giù, fallo, è già munito. Lopez, Fiorentino, ora si punta, già 2 falli per il piombo in primi 2 minuti. Nicchia, Lopez, Vivarelli va centrale per Nicchia, scontò di Simone, ma si torna lì da Lopez, non va in cassaforte, Lopez, Fiorentino. La Voltaggio, poi calcia! Cosimo Maggio ancora! Che partita di Maggio! È un'istituzione per il mare. Vivarelli schema per Nicchia, tocca Ganci, poi Faia, non ne butta del pallone, c'è Vivarelli, monta Voltaggio, poi saggiamente torna a Lorenzo Lopez. Vivarelli, finta contro finta, va a passare contro Voltaggio, non riesce, molto duro, il 22 è tornato bene in campo, dopo la lunga squalifica di Dinamo, ricordiamo, ormai la telecamera bloccata dal vicepresidente Manfredi Mazzaglio, che però non è indistinta, non va. Dentro anche Zancardi nel frattempo. Ganci, bello quel contrasto di Fiorentino che salta, Lanza, Venezia, faccia di punizione, terzo fallo. Testa Lanza, però anche qui sembrava questo evidente. C'è da aspettare il fischio. Minuto 35 di gioco, 6-1 il risultato, 3 falli per il blocco, 0 per il Salerno. E rientrano bene per la Fiorentina. Tra Vivarelli e il calcio è un po' difficile davvero. È lo schema.
per Fiorentino che avanza, ora si calcia a lui, fare le finte anche lui, Zampardi però non è verso Lopez. Lopez. Per grandi sbagli al dribbling e Chisi, in corto! E poi per 7-1. Questa probabilmente è veramente chiusa la partita, 7-1. Un dribbling da ultimo uomo che non bisogna mai fare. Ecco il campo tutto, Fiorentino, Lopez, nuova in campo, poi Di Simone, scontro con Fiorentino, scherzata, forse il mio di Rosanero, Fiorentino, poi in mezzo a due, Lopez a lunga. Poi Di Simone, Lanzani entra benissimo sul destro e calcio, poi se la ritrova lì. Campo che ricordiamo essere la migliore difesa di questo campionato e lo sta dimostrando anche quest'oggi. Quindi due passi sbaglia clamorosamente Zampardi, ma grande idea di presa di gioco di nuovo Fiorentino. Lopez si autolancia, Di Simone ancora la rimessa laterale con il Fiorentino. Vivarelli, adesso c'è qualche cambio. Fiorentino scontro con Di Simone, che non c'è più una caccia. Bella chiusura. Nicchia, va giù, fallo. Il quarto fallo. Però quando tra i pali c'è un portiere come Cosimo Maggio, nemmeno di rilievo ti spaventano. Dentro Pisani fuori di Varelli intanto, cambio offensivo. Poi si giocano il quinto di movimento, per quello che io dentro alla fila. Può essere un arma doppio taglio, lo conosciamo molto bene questo tipo di schema. Nicchia, Fiorentino avanza, calcio, deviazione! No, non so deviazione. Sembrava di sì però. Calcio, va a lungo per presidio testa di Lopez. Il gioco pericoloso. Però se rientra una Fiura. Fiorentino per Pisani, fa bene anche la difesa, ma si fa ancora scarpeggia che è partita da man of the match. Credo che dubbi non ce ne siano e non possono essere cambiati. E dello Zappa è stato di gol in mezzo secondo, poi lancia ancora fallo di Lopez, calcio di quello anche giallo. Sa bene di aver commesso fallo, non dice nulla. E adesso dal dischetto vedremo Turi Prestigiacomo. Minuto 39. Dentro su Sean, fuori Fiorentino. Doccia freddissima per il rosanero. Stanno perdendo al momento con il risultato di 7-1. Un po' di fischi. Prestigiacomo sbaglia 8-1.
si torna con il quinto di movimento. Una partita a senso unico. Sujan, la figura, Sujan, la figura, cerca il pallone in mezzo di Pisani verso Nicchia, tagliato, mancano 20 minuti le prime. Sujan, la figura, Sujan ancora la figura, sulla pressione di vantaggio, Pisani va a passare con Simone, è uno sottomassimo. Cerca anche la porta e in fiducia di Simone che fa bene a provarlo perché oggi è praticamente fatto tutto perfetto. Succiamo poi presentano un calcio del pallone. La figura palla in verticale verso Lopez che vuole girarsi, trova il traverso di mezzo, poi la figura parecchia verso Jean, finta adesso il capitano, la figura su Jean può calciare, non ci prova la figura su Jean ancora, palla dentro di Pisani, nuova in porta. Lanza, punta l'uomo, lanza destro-sinistro, sceglie l'interno, poi l'esterno, palla che rimane lì, Sujan mette la pezza e riporta in contropiede, Sujan apre verso Nicchia la porta per quello che basta. Nicchia, Pisani, Sujan, finta, calcio di punta, deviazione, calcio cambia tutto perché vede capitano la Fiora. Sujan, Nicchia, devo dire sono anche nel miglior attacco di questo campionato, ma mi stanno veramente trovando tanta difficoltà. Prestiggiato uno scontro con la Fiora, l'ultimo attacco è giallo-verde, quindi la Fiora parte velocemente da Sujan. La Fiora, Sujan, Lopez, Sujan ancora, Lopez, Nicchia, cerca le verso le palla deviata, poi Sujan, suolata verso Lopez, va incontro la Fiora, poi Sujan che se ne ha di lanza, è molto rapido, Nicchia, finta, cerca l'imbuca da chiudere, Pisani, si divora anche questo il Palermo. Ha chiamato anche un time out, ma velo geniale da parte di Lopez, Sani però non l'ha sfruttato. Piccolo momento di break al minuto 44 di gioco, 8-1 risultato incredibile, veramente non l'avremmo mai detto. Sono 16 minuti, c'è ancora tutto il tempo, però quando il risultato è di 8-1 è anche un po' difficile essere forse ottimisti per Mister Gentile. Si torna in campo, torna chi dice così Lopez, Marelli nuovamente lì davanti, su Jean che spezza un po' con Lanza. Maggio va a riprendere il pallone. Va a lungo a cercare chi si pone con le
va bene, vantaggio per la conclusa da fuori, dove avanza, falla molto bravo. Maggio con esperienza, non ha fretta chiaramente di battere. Pisani su Jean, a incontro di Varelli, non lo serve, ora 15. Su Jean, torna anche lui dietro, con Simone che lo insegue, 15 alza il pallone verso la fine, calcio perfetto, voltaggio, circumnaviga. Di Simone, centrale da prestigiare, ma secondo grande lavoro di Varelli, aiuta poi chi dice la gestione del pallone, faglia a lungo, prestigiato, manca di testa, qualità super, poi trova l'equilibrio il tunnel di Simone, non con suo gioco. Pisani fa girarsi con prestigiato, ma una grande chiusura. E rischia un po' il giallo che Pisani. Voltaggio centrale, 15 di testa, anticipa anche Prestigiacomo, poi squiscia via con Pisani che invece scorta l'uscita di Faglia, va a lungo verso Sujan che chiede la palla bassa, dentro nel frattempo Fiorentino per Pisani. Maggio alla lunghissima giocalanza, testa di Varelli. Pallanza, Fiorentino mette la penna su John di Varelli, sempre molto tecnico delegato in 7, apre tutto verso Fiorentino, rientra anche nel tacco verso Vivarelli, c'è la porta, così Maggio lo spinge. Era forse un passaggio su John, vero? Inizia tra un tiro e un passaggio del tavolo di Vivarelli. Chinnici, la Fiura, calcio con la punta, palla fuori. Sta di Fiorentino, messa a pioppo con Turi Prestigiacomo. Alloggi in mezzo a due, lo ferma Fiorentino, poi da terra con tanta tenacia al centro. Oggi non ha segnato, però buona partita su Gianni per Vivarelli, Adelli, Fiorentino riesce a calciare, ma lontana avanza e quasi non prende la porta. Chinnici battono rapidamente, si continua nel quinto momento che però non ha portato neppure un gol. La difesa del Pioppo è perfetta per ora. Fiorentino apre verso Chinnici, fa sbattere il pallone sul terreno, poi apre nuovamente verso Fiorentino, bruttissimo fallo biologico, molto brutto. Fortunatamente ok per Fiorentino, però sicuramente intervento non cattivo, questo è chiaro, però molto palla Fiura, anche quinto fallo su Gian Vivarelli, verso Gian, anticipo netto di Enoce. Chinnici, Vivarelli, non si gioca, buona palla, Vivarelli, calcio, Maggio, forse con la faccia, ha preso anche questa questo Maggio. La Fiura, 1-2 con Chinnici,
Chinnici. Vivarelli lo sfida ancora, Maggio blocca, forse per una conclusione invece ma con un rilancio lungo testa verso Prestigiacomo che dice a Maggio di calciare verso la porta. Chinnici, la Fiura. Vivarelli in bocca da Fiorentino, ancora Maggio. Sujan, la Fiura, carezza con l'addome, poi Chinnici, Vivarelli, apre Sujan, secondo palo di Simone, chiude anche questa, e poi tira superlativa di Simone. Vivarelli, Sujan, c'è ancora una volta il passaggio verso Fiorentino, lo so sempre la difesa avversaria. Mancano 9 minuti nel frattempo. Sujan, Vivarelli, poi Chinnici, imbucata dentro verso Fiorentino, la tiene lì, adesso va da Vito la Fiura, Chinnici, Vivarelli, non ci sono spazi, Chinnici, l'imbucata potrebbe essere una tocca. Vivarelli cerca la punta. Maggio con la spalla di Zampardi, poi Fiorentino a Longi e poi Sujan che mette fallo. Scusa Sujan per scompagni, fai a blocco dove il tiro di Prestigiacomo, forse è pronto al cambio con Franco per Sujan. Fiorentino, Chinnici, buon aggancio, Vivarelli apre, Sujan sbaglia, non è un buon ritorno in campo per Sujan che ci ha abituati sicuramente a tante altre cose, sicuramente positive, oggi non ancora nel ritmo gara, gli si può anche perdonare. Prestigiacomo contro Chinnici, ma terra fallo di Chinnici che dice di essere stato trattenuto. Mancano 7 minuti nel frattempo per chi si fosse sintonizzato in questo istante, Sereni Sportisini. 7 minuti alla fine tra Pioppo e Paolo Muzzacchero, è stato già deciso già praticamente nei primissimi minuti del primo tempo. Andrà Di Simone, sono 5 falli del Pioppo, 4 per i rosanero, anzi dei rosanero. Schema, Prestigiacomo per Di Simone che può cacciare con la punta, non c'è riuscito perché ha dato il blocco rosanero a Muraglia. Prestigiacomo per Di Simone, questa volta non trova la porta, non va bene in fiducia, deve provarlo questa cosa. Chinnici, Fiorentino, Vivarelli, la Chinnici, la Fiura, Franco, Fiorentino prova il gancio, apparecchia verso Vivarelli. Fiorentino, Chinnici, Vivarelli, finta contro finta, parecchia per Fiorentino che non ha lo spiraglio per calciare, ancora Vivarelli, Chinnici col mancino, c'è l'arco della Fiura. Vivarelli cerca il mancino, trova invece la mano, come sempre,
Cosimo Maggio. Fiorentino tocca poi Zampardi. Franco rientra. Poi Chinnici, se c'è una conclusione, invece no. Vivarelli. Fiorentino dai da centro, fallo di Simone. Tiro libero, quindi chiaramente si tratta del sesto fallo, va Fiorentino, anche qui 4 tiratori diversi nel tiro libero, non sicuramente una buona tradizione, diciamo così. Cambiare sempre evidentemente significa non avere un battitore prescelto e non è un bene. Emanuele Fiorentino che con il gol 8-2. È arrivato veramente troppo tardi questo gol di Emanuele Fiorentino, serve veramente a pochissimo, quasi a nulla. Zampardi, ma non ci cambia campo, cambia gioco chiaramente per la profondità con voltaggio, non mi aveva confiere. Battuta rapida di Faia verso Chinnici con le fiere in campo. La figura Franco Chinnici. Fiorentino, la Fiura, Chinnici, la Fiura, e Cosimo Maggio, come sempre ormai, chiaramente, respinge. Chinnici, la Fiura, la Chinnici, che va palla Fiorentino. Finta esterna di Varelli con voltaggio. Fa lungo la sponda di Majorana, era la portiere adesso anche i giovani in campo e quello che hanno dato forse meno minutaggio per il Chioppo con Ciolino, Zampardi e Majorana infatti in campo. Fiorentino cerca la porta, botta di potenza alla fuori. Questi certini hanno dato un po' adesso di minutaggio anche coloro che non sono scesi tanto in campo come appunto diciamo Ciolino, Majorana e Zampardi. Questi minuti finali di Varelli, oggi tanti minuti per lui, Franco. Chinnici, Fiorentino contro voltaggio, il duello lo salta nettamente, c'è il primo palo, così Maggio difende pure questa e dunque calcio da minuto 59. Calcio d'angolo, giallo per Maggio, questo battibecco con Fiori, ovviamente non ha fatto di sopra. Fiorentino, per finte, salta due, poi cerca di crossare, scontro con voltaggio, calcio d'angolo. Poi di Varelli, ma il pallone forse era già fuori. Maggio, pressione, poi Franco, Maggio ancora.
guardi, non si passa con Vivarelli, Santa adesso 4 all'interno del match, una disfatta incredibile. Diamanti delle statistiche 8-2 e veramente pesante da ricevere. Per quanto perde per 8 volte, questa è un po' una statistica che ci viene un po' in mente. Con Club Olimpia però 7 gol erano arrivati, oggi soltanto 2, con tanti tiri liberi sbagliati, ben 3. E questo è forse un fondamentale sul quale mister Gentile deve lavorare, ma va bene così, perché finisce il match, finisce il quarto con un esito di 8-2 contro il Palermo. Una partita senza unico per il Cavaliere Verdi che vincono nuovamente contro Rosanero, e come sempre vi ringraziamo per averci dato compagnia. Da Marco Genese di Sportivi